2011, quando il barcone si attraversò davanti all'isola dei Conigli, a un passo dalla salvezza con 368 uomini, donne e bambini. Mi ricordo quello che sentivo, le urla, i pianti, il buio. È come una cicatrice che ha segnato per sempre la mia anima. Alay ha 39 anni, adesso vive in Norvegia, ha studiato per 3 anni la lingua, lavora in una casa di riposo per anziani e sta finalmente per avere la cittadinanza. Ogni volta che torno qui la ferita si riapre, ma ricevere l'abbraccio della gente di Lampedusa che mi ha accolto riesce a farmi dimenticare anche l'orrore che ho vissuto. L'Europa inizia a Lampedusa, così si chiama l'iniziativa realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. Questo è il messaggio che ho voluto dare agli studenti, il Presidente del Senato Grasso e la Ministra Fedeli. L'Italia è fiera e orgogliosa di avere difeso i principi, i valori di tutta quanto l'Unione Europea attraverso Lampedusa. Lampedusa che oggi è vicina e unita per poter rappresentare al mondo intero questa vicinanza, questa accoglienza. La